È stata inaugurata a Grotte la casa d'arte Pina Mazzara, intitolata alla celebre artista locale originaria di Santo Stefano di Camastra. La casa d'arte Pina Mazzara si pone l'obiettivo di valorizzare il patrimonio artistico e culturale promuovendo la creatività e l'innovazione tramite l'organizzazione di mostre, laboratori didattici, conferenze, attività di ricerca storica e valorizzazione del patrimonio artistico e architettonico di Grotte. Sì, questa è la casa dove negli ultimi anni la pittrice Pina Mazzara ha vissuto e ha esercitato naturalmente nella città di Grotte. Da qualche settimana, qualche mese abbiamo lavorato nel trasformare in un'associazione culturale la casa e quindi fare in modo che il suo nome possa essere valorizzato e conosciuto anche al di fuori della cittadinanza. Quindi l'associazione culturale oggi dà la possibilità di far conoscere lo spazio creativo ed espositivo che daremo per presentazione di libri, film, laboratori creativi, cioè di pittura, sceneggiatura, scrittura creativa e altri tipi di incontri che hanno a che fare con la cultura e l'arte in generale. In programma avete un calendario già? State lavorando? Avete Sì. un'idea? Praticamente abbiamo già qualcosa di pronto per Pasqua. Da lunedì già cominceremo a stabilire le prime date con alcuni artisti che non sono soltanto siciliani. Quindi pittori, fumettisti e due o tre presentazioni di libri. Aspettiamo ora le conferme per le date per poi mettere a conoscenza tutti gli iscritti e gli associati dell'associazione. Cosa rappresenta quest'artista alla quale avete comunque voluto intitolare un'associazione? È una artista che comunque nella città di Grotte ha contribuito parecchio sia come insegnante a gran parte della cittadinanza che lavorando per arricchire alcuni spazi della città, dal Calvario, la chiesa, il comune, collaborando anche con altri artisti e partecipando a diverse mostre nazionali e internazionali. Quindi era il momento di far conoscere maggiormente il suo nome e a suo nome organizzeremo appunto questi laboratori, eventualmente anche un premio e una borsa di studio. Le particolarità dell'espressione artistica di questa pittrice? La sua particolarità è che ha sempre messo in primo piano le figure femminili, la donna, la sua indipendenza, la forza e anche un po' il mondo interiore che sia la personalità femminile può possedere, ma anche l'essere umano in generale. Quindi la maggior parte della sua pittura raffigura donne con altre donne che appaiono nello sfondo in maniera evanescente, che appunto fanno capire che c'è di più oltre l'apparenza. È un'espressione artistica esclusivamente figurativa? No, poi come molti pittori c'è sempre un periodo dedicato a una particolare raffigurazione, quindi poi ci sono, come si può notare da alcuni dei quadri esposti, ci sono natura in posa, libri, scenografie, alcuni paesaggi e soprattutto appunto a Pasqua metteremo in mostra i suoi quadri che rappresentano cortili e spazi che hanno raffigurato la città di Grotte. Dunque un lavoro pittorico che assume anche un valore di ricerca storica e di memoria per il futuro. Sì, anche se questa caratteristica presenta maggiormente nella sua raccolta di oggetti che hanno a che fare con i mestieri e le arti antiche, tant'è vero che la Casa d'Arte Pina Mazzara ha anche un piccolo museo che in realtà era uno dei suoi spazi dove lei dipingeva uno dei suoi primi atelier, che sarà adibito alla mostra di oggetti che lei ha raccolto nell'arco della sua carriera da insegnante e anche di pittrice. Originaria di Santo Stefano di Camastra, ha studiato a Palermo, poi si è trasferita a Grotte, insegnante di educazione artistica, giunge ai giorni nostri partecipando a mostre nazionali e internazionali. Ancora oggi è amata e seguita pittrice e insegnante in pensione.
stato un percorso molto bello perché ho avuto giovani che oggi sono tutti riusciti, chi è primario, chi fa parte di una multinazionale, veramente tutta gente che, tutti medici, quanti medici ci sono? Ma lei dipinge, Ho dipinto da sempre. dipinge, ma cosa in particolare l'ha ispirata? La figura mi è veramente nel cuore. E c'è un soggetto particolare che la ispira e in cosa la ispira? Ecco, è stata una ragazzina dagli occhi meravigliosi, forse stasera verrà, ormai già grande però, comunque che è stata la mia musa ispiratrice proprio. Vedo tante donne nelle raffigurazioni, come mai? Sì, perché sarà che all'Accademia ho fatto un corso su il nudo, la donna, in genere, venivano veramente delle figure che posavano per noi e quindi mi sono affezionata alla figura della donna. Infatti lei vede tante donne nei miei dipinti, anche come figure sovrapposte. E avere adesso una casa d'arte intestata a lei, come la fa sentire? Bene, mi sento bene perché all'inizio questa dovrebbe servire a riunire dei giovani, fare delle riunioni anche tra di noi, così tra giovani, e insomma fare degli scambi anche d'arte, no? Parlare d'arte, di qualsiasi cosa. L'iniziativa, accolta da un folto e colto pubblico, è stata patrocinata dal Lions Club. Lei è una personalità Lions, ma anche un grande amico di Pina Mazzara. Ha collaborato molto con lei durante il suo lavoro di assessore. Ecco, cosa ci racconta di questa esperienza di collaborazione con quest'artista? La professoressa Mazzara è stata una donna sempre straordinaria e devo dire che la dimostrazione di tutto ciò è la presenza così, devo dire, massiccia della gente di Grotte. È la prova provata che lei ha lasciato il segno. Lei è stata docente qui a scuola, alla scuola media, e quindi devo dire onestamente che il suo modo di fare è stato veramente amabile da tutti e soprattutto è riuscita anche a coinvolgere i ragazzi, i giovani. Oggi per Grotte è un momento davvero importante perché si dà l'occasione comunque di lasciare qualcosa nella storia e quindi quando qualunque iniziativa di natura culturale è un'iniziativa che sicuramente impreziosisce e arricchisce in un momento così arido dal punto di vista valoriale. Io ritengo che un'occasione come questa è un'occasione anche di crescita per tutta la comunità e quindi avere a Grotte questa casa museo è un'occasione anche per attrarre nel nostro stato sempre nel nostro sogno la gente qui a Grotte. Tanti turisti sono convinti che verranno amanti dell'arte a visitare Grotte e anche altre cose. Grazie alla professoressa Mazzara, grazie alla figliola che praticamente la dottoressa Cinzia Monreale, che ha voluto, diciamo, di fatto che si costituisse una fondazione e sicuramente questa sarà una grande occasione, ecco, anche di rilancio da questo punto di vista per la cultura Grotta. Questa sera a Grotte la Casa d'Arte Pina Mazzara propone uno spazio espositivo rinnovato e ricco di una proposta culturale molto varia. Sì, una proposta culturale molto importante per la nostra cittadina. La professoressa Mazzara ha operato, è stata una docente conosciutissima a Grotte, famosa non solo per le opere che ha realizzato, ma anche per un approccio con gli studenti veramente meraviglioso, molto bello. Come sindaco non posso essere che orgoglioso per l'apertura di questa casa che accoglie le opere della professoressa, ma non solo le opere, la sua vita, il suo modo di fare arte, di fare cultura, e quindi questo è un momento importante per una cittadina come la nostra. Sono tante le iniziative culturali
culturali che organizziamo a Grotte, e grazie alla figlia, al genero della professoressa che hanno portato avanti questo evento, questa manifestazione, avremo modo di collaborare. Già l'ho rappresentato più volte quando abbiamo parlato la prima volta di questo evento, di una proposta di collaborazione con il Comune, e quindi andremo avanti insieme, e ancora una volta confermo la grande soddisfazione come sindaco di avere queste iniziative nella mia cittadina.